Tutto pronto per la terza corsa, premio energia fluida, un confronto per cavalli di 5-6 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. All'1 Dream of Owen, Antonio Castiello, 2 Country Matley, Vincenzo Torrente, 3 Caspian Mou, Alberto Garruto, 4 Donders, Matteo Legnani, 5 Cefalo Jet, Roberto Fatticoni, 6 Dewey Joe, Mattia Ricci. In seconda fila 7 Cometa La Torre, Andrea Vitagliano, 9 Diamante Best, Maurizio Visco, 10 Cartier, Marco Basile, 11 Do Bardaghi, Giorgio Cassani, 12 Delistici, Salvatore Valentino. In terza fila 13 Cedro Bro, Manuel Pistone, 14 Chance Joyeuse, Nicola Salaconi, 15 Dina del Brenta, Sandro Miraglia. Favorito Dewey Joe, numero 6 dello schieramento, Mattia Ricci in Psyche. Autostart che prende velocità, li lascia con veloci Caspian Mou e all'esterno Dewey Joe, di dentro anche Country Matley che parte bene, cerca di tenere la posizione alla corda, si imbocca la prima curva con Caspian Mou che insiste su Country Matley che per il momento replica, poi Dewey Joe all'esterno, ancora Dream of Owen, se ne vanno 200 metri di corsa passati in 14 numero 9 7. Diamante Best squalificato A Caspian Mou, il quale prova ad insistere al suo esterno, ma Country Matley rimane davanti nei confronti di Dream of Owen, di fuori Caspian Mou, in pariglia Dewey Joe, poi dalla seconda fila è veloce Cometa La Torre che precede Dina del Brenta che dovrebbe essere quarta in corda con il 15, la terza pariglia esterna per Cartier, se ne sono andati 600 metri in 44,9 con Country Matley che guida il gruppo nei confronti di Dream of Owen, Caspian Mou che è stato costretto allo scoperto, numero 11 Do Bardaghi squalificato in terza ruota da parte di Donders, 800 metri in 1 minuto e 2 decimi. Muove Dewey Joe in numero 5 Cefalo Jet squalificato Caspian Mou, il quale si è dovuto sorbire il percorso scoperto. Intanto Country Matley continua a controllare all'avanguardia, chilometro in 1.15.8, Country Matley in vantaggio, Dream of Owen sempre secondo in corda, Dewey Joe che prova a progredire in terza corsia, sul passo rimane Caspian Mou, numero 4 Donders squalificato Country Matley, la frazione della retta di line 15,1, insiste Dewey Joe protesa in terza corsia mentre galoppa Cartier, tra i cavalli c'è ancora il 15 di Dina del Brenta, poi Dream of Owen all'ingresso della addirittura d'arrivo, lotta numero apertissima, 10 Caspian Mou Cartier che prova a vendere cara la squalificato pelle, Dewey Joe a centropista, poi Dream of Owen va di dentro Dina del Brenta, passa Dewey Joe nel finale allunga e viene a vincere nei confronti di Dina del Brenta che è seconda. Al terzo posto finisce Cometa La Torre, 32,1 ad arrivare, 1,17 ragguaglio cronometrico per il successo della favorita Dewey Joe, Mattia Ricci in salchi e dal training, i colori della scuderia Limitless, la vittoria della 5 anni da Famous November in percorso perfetto dalla pariglia, sfrutta la lotta tra Country Matley e Caspian Mou per passare, corre molto bene per varchi Dina del Brenta al secondo, al terzo posto finisce Cometa La Torre.